in collaborazione con Crescono le superfici a grano in Emilia-Romagna. Noi in questa puntata ci occupiamo di cereali a paglia, grano tenero, grano duro, frumenti ibridi. Lo facciamo vedendo quali sono anche le novità nel catalogo dell'azienda sementiera bolognese RV Venturoli, ma poi seguiremo anche un altro anello della filiera, andremo in Veneto per entrare in un mulino. Un progetto per un impianto pluvirriguo da oltre 11 milioni di euro è quello che è stato presentato nel territorio modenese nei giorni scorsi dal Consorzio di Bonifica della Burana. È stato presentato in una cantina, in un'azienda agricola che ha recentemente investito in questo territorio e che sicuramente sarà tra i fruitori di questo progetto, che servirà non solo quest'area ma un territorio di oltre 600 ettari, un impianto a pressione e quindi che consentirà di razionalizzare assolutamente l'acqua e mettere in condizione le aziende agricole del territorio di produrre le eccellenze. In Emilia-Romagna le superfici a grano duro sono cresciute del 60%, passando da 45.000 a 74.000 ettari. Queste sono le stime fornite da Confagricoltura Emilia-Romagna. Un balzo spinto dalla crescente richiesta del prodotto 100% italiano per la filiera della pasta e anche dall'andamento dei prezzi, che ha registrato un più 35% negli ultimi mesi. In crescita, ma più contenuta, anche le superfici a grano tenero. Questo per quanto riguarda la diffusione dei cereali a paglia principali, grano duro e grano tenero. Un trend comunque che conferma l'Emilia-Romagna seconda regione produttrice in Italia e vede sul podio 3 province: Ferrara, Bologna e Ravenna. E noi siamo venuti proprio in provincia di Bologna, alle porte di Bologna, a Granarolo, per fare intanto un primo bilancio dell'annata, perché poi tra qualche settimana si arriverà, tra qualche giorno, qualche settimana, dipende un po' come va il tempo, si arriverà alla trebbiatura, ma anche per vedere quali saranno, se ce ne saranno, delle novità nel catalogo dell'azienda sementiera RV Venturoli, azienda sementiera bolognese. Qui con me Eloise Bersani, che è responsabile sperimentazione. Allora, intanto la domanda di rito: la campagna quest'anno è un po' indietro ancora? Allora, la campagna è indietro, abbiamo avuto poca pioggia da gennaio fino a marzo, con temperature alte nel periodo di fine marzo, e poi ad aprile invece le temperature si sono tornate ad abbassare con anche gelate, e quindi abbiamo avuto un po' di danno da freddo sul grano duro, insomma, però comunque è tutto rallentato. Diciamo in alcuni casi anche di 10-15 giorni rispetto agli altri anni in certe varietà. Fitopatie particolari? Quest'anno per ora niente, col fatto che comunque poca pioggia, per ora niente. Diciamo che le piogge di questi giorni, l'umidità e tutto, secondo me potrebbe ancora fare in tempo a uscire qualcosa. A venire fuori qualcosa, sì. Vabbè, si tratta di stare molto attenti, Esatto. E seguire i campi con molta attenzione. Ecco, noi oggi siamo qua per questa vostra visita, che è un appuntamento consolidato. In quest'area in particolare ci sono tante piccole parcelle e anche un bellissimo colpo d'occhio, perché si riescono a confrontare i prodotti l'uno con l'altro. Un'altra parte della visita la facciamo sempre nella stessa azienda, l'azienda qui di Granarolo, dove però ci sono dei parcelloni più grandi con solamente alcune varietà, quindi lì si ha la possibilità di vedere sull'estensione maggiore. Questa è la filosofia delle due distribuzioni. Esattamente, diciamo che qui dove siamo ora è il campo vetrina
farina, così chiamato, nel senso che abbiamo sia tenero che duro che tenero ibrido, abbiamo qualche prova di avena, sono tutte parcelline e di fianco abbiamo anche le nostre prove varietali e parcellari, dove stiamo valutando tutti i nuovi materiali che poi andremo a vedere se è il caso di inserirli per migliorare il nostro catalogo. Ma Insomma. per quanto tempo li tenete d'occhio questi materiali? Allora, mediamente 2 o 3 anni, quindi c'è un lavoro dietro, anche perché purtroppo ogni stagione adesso è diversa e quindi 2 o 3 anni ci vogliono per conoscerli bene. Adesso qui abbiamo i nuovi materiali che inseriremo in catalogo quest'anno, che sono 2 duri, Argodur e Logan, e 2 teneri che si chiamano Aragonese e Chiatos. Abbiamo dei materiali che abbiamo in iscrizione, quindi insomma anche lì vediamo, insomma siamo soddisfatti di quello che abbiamo nel catalogo e speriamo sempre di migliorarci, ecco, soprattutto sulla qualità, perché adesso comunque soprattutto in Italia la qualità della farina è molto importante. Quindi... Certo. E quindi è questo un pochino che chiedono gli agricoltori? Sì, produzione, perché ovviamente è quello, e anche la qualità. Sugli ibridi RW Venturoli punta sempre tanto. Assolutamente sì, e quest'anno avremo anche lì una novità che si chiama Iligo. Abbiamo altre ibridi in prova, e dall'aristato al molto precoce, quindi insomma anche lì c'è un'evoluzione molto forte, quindi insomma teniamo monitorato. Tenete monitorato, insomma, quindi le novità non si fermano. No. Chiaramente per ogni area c'è un prodotto dedicato. Assolutamente esigenze, sì. sia tenero, duro, ibrido, foraggio, farine, Assolutamente. filiere, quindi non è facile. No, stare lì. precocità, tardivo, lo vogliono più alto, sai, no? Il bello dell'Italia è questo, che ogni zona è diversa. Allora cerchiamo anche un pochino, come è consueto in queste occasioni, di capire anche come sta andando la campagna nelle altre zone d'Italia. Elio De Carlo, che segue per RW Venturoli Basilicata e Puglia, esclusa Foggia. Allora intanto da voi è stata un'annata con delle criticità particolari o adesso a che punto siete? Abbiamo grossi problemi di pioggia, non piove in alcuni posti anche da 3 mesi. I cambi fino a una settimana fa si portavano in modo, diciamo, come dovevano essere, però se non fa 2 gocce d'acqua abbiamo difficoltà sul raccolto, perché stanno veramente soffrendo, e quindi con queste temperature alte purtroppo si rischia che abbiamo difficoltà nel riempimento della spiga. Certo, ecco, fra tutte le varietà che ha visto immagino che lei sia interessato soprattutto al grano duro. Sì, e alcune varietà che usano nella zootecnia per fare l'insalata, per alimentare le vacche, perché c'è un tipo di mercato di questo tipo, però maggiormente parliamo di grano duro. Ecco, quali sono le necessità di un cerealicoltore nella che sua area? loro chiedono la produzione, vabbè, come tutti quanti, il massimo delle produzioni, le proteine, la qualità eccellente, e perché devono spuntare dei prezzi. Poi sono nate diverse filiere, quindi se non hai questi obiettivi, soprattutto di qualità, riesci a spuntare dei prezzi veramente ridicoli. Quindi diciamo, il mercato del sud, diciamo, è orientato al discorso filiera. Certo. Perché se no non te lo pagano, perché arriva il grande dall'estero, e quindi se non sei competitivo con la qualità si fa fatica. 2 volti nuovi nella rete vendite RW Venturoli per quanto riguarda l'area del nord-est, un'area molto importante per cereali a paglia. Sono Riccardo e Marta Longo, fratello e sorella, che vi siete lanciati insieme in questa avventura. Allora, voi siete freschi perché sono pochi mesi che siete nel settore con questa azienda. La prima impressione, intanto, un po' quello che hai visto oggi in campo, che impressione ti ha fatto? Allora, una bellissima azienda, si può dire che ci ha fatto veramente una bella impressione, era la prima volta che la vedevamo, in quanto con il Covid noi siamo entrati in azienda per via telematica, per così dire, e poi sembra che ci siano delle belle varietà in campo, quindi buone prospettive per il futuro. Esatto, buone prospettive. Nella vostra area cereali a paglia sono un prodotto interessante. C'è qualche varietà che vi sembra più interessante di altre per i vostri areali? Sono decisamente un settore interessante, sia per quanto riguarda il Friuli sia per quanto riguarda la provincia di Venezia, e un po' meno per quanto riguarda quella di Treviso, perché è molto più vitata rispetto al resto. E quest'anno ci sono state alcune criticità dovute a gelate e dovute a grandinate in un settore piuttosto
piuttosto ampio dell'area geografica, e adesso speriamo che le temperature si risollevino per farci ricominciare la stagione, ecco. Una giornata in campo per vedere quelle che sono le novità nei cereali a paglia, una giornata particolare perché abbiamo finalmente tutte le 3 generazioni Venturoli qui con noi. Abbiamo il signor Vittorio Venturoli, presidente del gruppo, abbiamo Gabriele Gasbarrini che abbiamo già conosciuto, Geraldine Venturoli e poi la signora Renild End, che è la moglie, io la presento così, la moglie del signor Venturoli. Allora, è bello avere le 3 generazioni. Io comincio con lei che è il capostipite. Sì, io direi che a questo punto posso anche andare a giocare un cicinin a tennis, perché ormai è arrivato il momento, però resto ancora una decina d'anni così, tanto per... Anche 15? No, diciamo meno. Però credo che sto vedendo positivo in futuro. Sto vedendo positivo perché abbiamo molti ottimi prodotti e abbiamo un bel nome. Adesso tocca un po' a loro portare avanti. Gabriele ha molta passione e questo è molto importante e quindi siamo fiduciosi. Gabriele, allora tante novità in azienda, tante novità anche in campo però abbiamo visto. Tante novità, certo, perché la nostra è un'azienda che cerca sempre di stare al passo con i tempi, anzi di andare oltre, di cercare di guardare oltre, di cercare i materiali più performanti e migliori per le aziende agricole e per le filiere, e cerchiamo insomma ogni anno sperimentiamo, abbiamo raddoppiato il numero delle parcelle che visitiamo, ci stiamo lanciando fortemente anche sul grano duro e bisogna ricordare che la nostra azienda rappresenta un'eccellenza nel settore delle sementi perché è un'azienda che ha lanciato in Italia la più grande innovazione nella cerealicoltura del nuovo millennio, ovvero i frumenti ibridi, che ha portato il sorgo senza tannini in Italia, dando valore alle filiere avicole. È un'azienda che cerca sempre di fare qualcosa in più per l'agricoltore e che secondo me ha buone prospettive, anche perché cerchiamo sempre di dare il massimo, cerchiamo di pestare terra, osservare molti prodotti e stiamo sul pezzo, insomma. Gabriele ha detto una cosa molto bella, cerchiamo di pestare terra, vediamo gente, per lei che di fatto è la prima volta, la prima uscita, la primissima, allora qual è l'impressione? È stata una bellissima esperienza, è bellissimo venire proprio a vedere i prodotti che si vendono e quindi per me è un grande onore. Ringrazio mio padre, mia madre e mio figlio e cercherò di dare il meglio per questa azienda. Bene, a questo punto io direi una breve pausa e poi dopo ci spostiamo e andiamo in Veneto.